non potevamo ascoltare i protagonisti di oggi, coloro che dopo un percorso lungo e faticoso sono arrivati a guadagnarsi un bel diploma. Allora incominciamo dalle donne, ovviamente, nome e cognome. Milani Roberta, Dove hai fatto lo stage? io all'Osteria della Brughiera a Bergamo. Ercolino Mattia, stage alle Calandre di Padova. Quindi abbiamo due, ancora chef, forse due bravi cuochi Chef è presto, che hanno fatto, siamo ancora a scuola. che hanno fatto 6 mesi di stage e quindi 6 mesi già è un piccolo pezzo di attività. Come ti sei trovato? Molto bene, sì, molto bene. Quindi è stato, come dire, la parte conclusiva di un corso che vi ha arricchito, cioè vi ha fatto conoscere, diciamo, questo ambiente e naturalmente l'ambito pratico. No, mi sono trovata molto bene e è stata la conclusione di un percorso giusto secondo me. Tu addirittura eri insieme a Massimiliano, nella cucina di Massimiliano Alaimo, una delle migliori cucine d'Italia e spesso anche a livello internazionale. Che cosa ne hai ricavato? Tanta roba, vuol dire ripartire da capo, e cominciare da zero e cercare di apprendere tutto quello che passa nelle sue mani. Naturalmente qui non ci sente nessuno, una cosa cattiva su Massimiliano. No, non c'è nessuno. Non ci sono cose cattive. È un ottimo chef, non posso dire niente. Sì. Tanta fatica comunque, dicevamo prima, perché ovviamente una cosa è la scuola, una cosa è la pratica. Sì, sono tante ore di lavoro pesanti che però dopo sacrifici danno molte soddisfazioni. Il tuo corso solamente 2 donne, Sì, 2 donne, però ci siamo fatte valere, dai. però toste, Ma no? buone. Tu dicevi che in effetti l'abbinamento uomo-donna in cucina funziona. Sì, ci vuole. La donna ha molto più occhio, molta più estetica, molta più precisione. Una donna in cucina sì, ci vuole. Poi la cosa bella che mi dicevano prima è che hanno avuto gli stage riconfermati e quindi questo vuol dire che avete lavorato bene durante lo stage. Sì, sono stati contenti del nostro lavoro, almeno per quanto mi riguarda, e quindi hanno chiesto una conferma. Quindi se veniamo alle Calandre chiediamo di te. Ci vede.